io mi auguro che la maggioranza, che il centrodestra sia compatto in difesa, dell'assessore, Elena Donazzan. È più di un auspicio quello di Tommaso Razzolini, consigliere di Fratelli d'Italia, che così guarda al rendezvous di martedì quando in aula a Palazzo Ferrofini sarà discussa la mozione di riserva nei confronti dell'assessore all'istruzione e al lavoro. Nella bufera, dopo aver intonato faccetta nera il programma La Zanzara di Radio 24, da bufera mediatica, politica, visto che la mozione presentata dall'opposizione è stata incardinata in aula solo grazie alla firma di un consigliere di maggioranza, Stefano Valdegamberi. La partita è aperta, lo stesso Zaia ha demandato all'Aula lo sbroglio della matassa, chiaro però che la questione è ora interna al centrodestra e attiene anche agli equilibri nazionali in giorni infuocati per la politica. Insomma, l'asse Lega centrosinistra a Roma non passerebbe inosservato. È stato importante vedere che anche da parte della maggioranza, insomma perlomeno di tutta la Lega, c'è stato un appoggio, anche con comunicati stampa in questi giorni, alla tesi che abbiamo portato avanti con questa mozione,